Juventus ad Ascoli si è presentata così, con Bettega che ha sprecato una favorevolissima occasione offertagli da una punizione di Causio. Ma subito dopo la squadra marchigiana ha preso il sopravvento, mentre, priva ancora di Capello, la Juve non trovava ordine nell'avvio delle manovre offensive. Per pareggiare il conto con quella di Bettega, anche l'Ascoli falliva una bella occasione. Era addirittura Zandoli a salvare la porta juventina. Le sue manovre ordinate e veloci si spegneva in pratica con questo gran tiro di Vivani che Zoffi in volo metteva in angolo con la collaborazione della traversa. Nemmeno 2 minuti dopo la Juve passava in vantaggio con una deviazione un po' casuale forse di Damiani su traversone di Cuccureddu. Grassi, sorpreso, vedeva la palla scivolare in rete sotto la traversa. L'Ascoli non riusciva neppure ad organizzare una reazione valida che i campioni d'Italia raddoppiavano. Era Gori a mettere in rete la palla, smorzata di testa da Bettega su cross di Damiani. Efficace invece, proprio verso la fine della partita, il duetto Gori-Bettega, che quest'ultimo concludeva con la terza rete juventina, a siglare il ritorno al primo posto solitario dei torinesi e la prima sconfitta casalinga per l'Ascoli.